Care cittadine e cari cittadini, sappiamo che ce la state mettendo tutta in questa difficile situazione. L'abbiamo visto anche lunedì al mercato, durante il quale tutti si sono comportati con responsabilità. Grazie davvero. Vogliamo però fare un ulteriore appello tutti insieme. La regola fondamentale è rimanere a casa. Ogni volta che si esce di casa, potenzialmente si aumentano le possibilità di diffusione del virus. Si sa però che ci sono dei momenti in cui si deve uscire. Il decreto lo permette solo per lavoro, per particolari necessità, per la spesa di alimenti o farmaci. Se proprio dovete uscire di casa, usate tutte le misure di sicurezza e di igiene. Lavatevi spesso le mani, almeno per 20 secondi, con sapone o gel appositi. Non toccatevi occhi, naso e bocca con le vostre mani. Se incontrate qualcuno, evitate di dargli la mano e di abbracciarlo. Mantenete sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Evitate gli assembramenti. Se scuole, palestre e centri sportivi sono chiusi, significa che non potete organizzare attività di gruppo nelle aree gioco pubbliche e nei parchi. Questi sono casi di assemblamento da evitare nel modo più assoluto. Per far fronte a questi comportamenti irresponsabili, domenica abbiamo dovuto chiudere la passeggiata sul taglio. Se fino ad oggi era concessa dal decreto la possibilità di fare una passeggiata o una corsa, il governo, anche per le continue segnalazioni da parte dei sindaci visto il comportamento irresponsabile di qualcuno, sta ritenendo di applicare misure più restrittive. In attesa di nuove decisioni del governo che potrebbero bloccare passeggiate e corse, vi invitiamo ad evitare ogni tipo di uscita non strettamente necessaria. Ogni tipo, quindi anche quelle per camminare e per correre. Non aspettiamo un decreto, un'imposizione per comportarci secondo buon senso. Agiamo tutti insieme nel rispetto della salute di tutti. Continuiamo tutti insieme a tutelare la nostra salute. Aiutiamoci e rimaniamo il più possibile in casa e osserviamo le regole. Andrà tutto bene. Grazie a tutti.